TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Tornano a incrociare le braccia i dipendenti della Berco di Castelfranco Veneto, esasperati dall'atteggiamento dell'azienda riguardo al futuro del sito produttivo trevigiano e alle prospettive dei 150 lavoratori. FIM CISL Belluno Treviso e FIOM CGL Treviso hanno proclamato uno sciopero di 8 ore come presidio davanti ai cancelli della fabbrica, a partire dalle 7 del mattino di mercoledì 5 marzo. Attualmente i 150 lavoratori sono in cassa integrazione ordinaria, ma le previsioni riguardo ai carichi di lavoro, sostengono i sindacati, dimostrano che l'azienda sta scivolando verso uno spegnimento e uno svuotamento della capacità produttiva. Non ci sono certezze né prospettive oltre al 5 maggio, data in cui finirà il periodo di cassa integrazione. Cambiamo argomento. Questa mattina i carabinieri della stazione di Motta di Livenza hanno tratto in arresto un 51enne residente in provincia di Treviso, con precedenti di polizia, poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria trevigiana relativamente a reati di ricettazione, riciclaggio, soppressione, distruzione ed occultamento di documenti, fatti commessi nel 2018 a Casale sul Sile. L'uomo, al termine delle incombenze di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Treviso, dove dovrà scontare una pena di 3 anni. E numerosi sono stati i controlli nel corso di un servizio a largo raggio che ha visto nel fine settimana impiegate le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Treviso. Il corso dei controlli alla circolazione stradale, che hanno visto interessate le arterie principali, sono stati deferiti in stato di libertà 3 soggetti, nello specifico. A Treviso, via Dei da Prata, un giovane ventenne di Treviso sottoposto a controllo alla guida della propria autovettura è risultato positivo all'alcol test con un tasso pari a 1,59 grammi per litro. Il giovane dovrà anche rispondere di guida senza patente, poiché mai conseguita. A San Biagio di Callalta, via Postumia Ovest, un autotrasportatore 56enne straniero alla guida di un auto articolato sottoposto a controllo è risultato positivo all'alcol test con tasso pari a 2,41 grammi per litro. A Molino Veneto, via Pra dei Roveri, un 43enne veneziano a bordo di un'autovettura, a seguito di fuoriuscita autonoma, sottoposto a controllo è risultato positivo con tasso pari a 2,60 grammi per litro. Voltiamo pagina. Giovani scrittori Asperger si raccontano. È il titolo della serata organizzata dall'ULS 2 in collaborazione con il gruppo Asperger Veneto e l'amministrazione comunale, prevista per giovedì 6 marzo alle 20:30 al centro polifunzionale di via Palladio a Vidor. Gli autori che in quell'occasione presenteranno i loro libri sono Ludovico Lancia con il suo racconto inventato Jack e gli amici ed Elena Destro con le immagini di Attraverso i miei occhi. Gli operatori ULSS 2 spiegheranno il ruolo degli specialisti in queste storie, racconteranno ad esempio di come accompagnano bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita, allenandoli negli ambiti in cui riscontrano maggiori fatiche, fornendo suggerimenti utili per affrontarli, sia direttamente attraverso l'aiuto delle persone che li circondano. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.